Giornata importantissima per tutta la sanità veneta, vicentina dell'Ovest Vicentino, soldi dei veneti che abbiamo con costanza e con anche ogni tanto qualche pugno sul tavolo portato a casa da Roma, soldi che devono essere investiti per migliorare la nostra qualità della sanità. Già abbiamo una sanità assolutamente di eccellenza, grazie soprattutto a chi lavora all'interno delle strutture. Dobbiamo anche creare delle situazioni diciamo, logistiche che permettano agli operatori della sanità di rendere al massimo. Quindi è un importante tassello in tutta la sanità veneta mettere insieme due strutture ospedaliere che hanno ormai appunto dimostrato l'usura degli anni per dare effettivamente ai cittadini una sanità che in Veneto ormai sono abituati ad avere e speriamo sempre migliore anche guardando al futuro. Credo bisogna dare giusta rilevanza al fatto che in una zona dove c'erano due ospedali, tutti e due importanti e un terzo a Valdagno, si è riusciti a concentrare le attenzioni su una struttura nuova. Basta pensare che ormai la gente cerca più la specializzazione esposta ai propri problemi piuttosto di un ospedale sotto casa. E quindi un plauso a questa comunità che ha trovato la capacità di fare sintesi. Oggi lanciamo un importante segnale non solamente al territorio vicentino ma a tutta la regione del Veneto, un continuo investimento nel settore della sanità, 51 milioni di euro di veneti che vengono riversati sul territorio per dare ovviamente servizi di qualità e un'altissima tecnologia ai nostri cittadini veneti. Il Veneto investe sulla salute e questa oggi con la posa della prima pietra ne è una dimostrazione. Questa è una gran bella giornata per tutto l'Ovest Vicentino, perché si dà avvio alla costruzione del polo ospedaliero unico. Vuol dire che non si dovrà più prendere l'ambulanza per andare dall'ortopedia al pronto soccorso o dalla chirurgia all'oncologia. Mettere i reparti tutti assieme vuol dire fare meglio servizio sanitario per i cittadini e per questo è una grande bella giornata.